Parigi, 3 agosto 2017. Dopo le tante voci contrastanti che accompagnano l'estate di tutti gli amanti del calcio, arriva l'ufficialità. Neymar passa dal Barcellona al Paris Saint-Germain e con il prezzo del cartellino che è pari a 222 milioni di euro diventa il giocatore oggetto del trasferimento più costoso di sempre. È assurdo come l'essere umano sia arrivato a valere così tanto nel mondo del calcio. Neymar però, inaspettatamente, non è il giocatore più pagato al mondo. Infatti davanti ai suoi 67 milioni annui si piazzano i 79 milioni annui di Leo Messi. Beh, che dire, anche qui sono cifre esorbitanti, cifre che sono inimmaginabili per noi e che sarebbero state inimmaginabili anche per i giocatori vissuti nell'epoca dove il professionismo non era ancora accettato socialmente. Sì, perché il calcio nasce nella metà dell'Ottocento, ma per i primi 25-30 anni i calciatori sono operai che giocano per lo più nella squadra della propria fabbrica. Infatti in Inghilterra nasceranno squadre come il Thames Iron Works, ossia la squadra degli operai del più grande cantiere navale del Tamigi, che oggi conosciamo come West Ham. La storia che porta il professionismo nel mondo del calcio si intreccia tra realtà storiche e voci metropolitane. Chi ha seguito la serie Netflix The English Game forse ha più chiara la situazione dell'epoca, ma anche lì non mancano delle imprecisioni storiche. Il professionismo nasce a Darwin, nel Lancashire, con l'arrivo in città di un calciatore scozzese, del quale si parlava molto bene in tutta la Gran Bretagna, anche perché nella stagione 1876-1877 ha contribuito alle vittorie della sua ex squadra contro quella che poi lo accoglierà, prima per 7-0 e poi per 5-0. Fergus Suter. Suter si trasferisce da Partick, dove giocava nella squadra della città, a Darwin per giocare per il Darwin Football Club, ma, stando alle testimonianze riportate nel Lancashire Evening Post, formalmente lavora come scalpellino nella fabbrica del proprietario della squadra. L'uomo che l'ha portato a Darwin è William Kirkham, originario della città, che, avendolo conosciuto nel proprio periodo scozzese, è rimasto esterrefatto dalla sua abilità nel gestire la difesa, nell'impostare il pressing in modo più distribuito, negli anticipi, nella tecnica di base, e lo vuole a tutti i costi nel Lancashire. Nel giro di una settimana, Kirkham riesce a portare a Darwin anche Jimmy Love, un prolifico attaccante sempre al Partick. I due sono così costretti a lavorare in fabbrica per giustificare in qualche modo lo stipendio che gli veniva concesso, ed è proprio qui che la storia inizia a intrecciarsi con la leggenda. Si narra che il trasferimento di due giocatori avvenuto nel 1878 abbia destato già più di un sospetto ai gentleman della Football Association, che però ai tempi non accusarono formalmente il Darwin di stipendiare i giocatori. Contemporaneamente Suter dichiara che il lavoro in fabbrica è insostenibile, perché a detta sua la pietra inglese è troppo difficile da lavorare. E così, come riportato dal quotidiano inglese, dopo sole 2 settimane terminano i suoi giorni di lavoro, ma non quelli con la maglia del Darwin, che continuerà ad indossare senza accusare carenze o cali del proprio tenore di vita. Infatti lo stipendio lo percepisce lo stesso e Fergus Suter diventa, di fatto, il primo calciatore professionista. L'esordio con la nuova squadra mette in luce tutto il talento dello scozzese. Il 30 novembre 1878, infatti, Ad Accrington lascerà tutti a bocca aperta con le sue idee rivoluzionarie, il suo stile di gioco incredibile e le sue abilità sovrannaturali. Uno spettatore affermerà: ha semplicemente elettrizzato i giocatori e il pubblico allo stesso modo, con giocate che nessuno avrebbe mai sognato fino ad allora. Sentendo questa frase arriviamo a capire perché era così voluto e perché è stato proprio lui il primo a ricevere uno stipendio solo per giocare a calcio. Da quel momento in poi, dietro continue accuse e temporanee smentite, i padroni di fabbrica iniziano a seguire il modello Suter e i giocatori con gli stipendi fittizi diventano sempre di più. Suter trascorre 2 anni a Darwin prima di passare ai rivali del Blackburn, con cui vincerà 3 FA Cup consecutivamente, dal 1884 al 1886, anno in cui la Football Association riconosce ufficialmente il calcio come uno sport professionistico, cambiando per sempre il destino e la visione di questo sport, che a oltre 140 anni dal primo stipendio vede rivelare salari di milioni di volte più grandi di quello di Fergus Suter.